chi vuole mettersi in contatto con noi, con Radio Padania, faccio il numero 02 66 20 35 29. Ora vorrei leggervi una poesia di Francesca Giussani Onnago, Voraria. Dunque, il glossario dice così: scheia è una scheggia, sköd appagare, balcà attenuare, burnish è una brace, scos un grembo, guarnà riporre, ninà cullare e cresp rughe. 2 telefonate. Allora, sentiamo subito le telefonate prima di leggere la poesia. Prego. Ciao Enrico, sono Micaela. Ah, ciao Micaela. Ho ascoltato il tuo ricordo commosso della Luciana Sì, e vorrei dedicarti anch'io una poesia al ricordo della Luciana, dedicandola molto a te. Va bene. Perché io l'ho sentita molto vicina e sono vicina anche a te in questo momento. Va bene, grazie. Si intitola L'angelo. Sì. Un angelo, da poco volato in cielo, ci manda un messaggio dolce ed accorato. Non disperatevi. Io sarò sempre nei vostri cuori, mitigando i vostri dolori, e non sarete mai soli. Anche se ora vivo in un mondo lontano, sempre vicino a voi sarò. Non temete. Con le mie ali vi proteggerò, ed il mio cuore in voi sempre batterà, con tutto l'amore ed il candore che ora ho ancor più dentro di me. Grazie infinite. La forza che io in terra non ho più, l'ho ora quassù. Vi guardo e vi sorrido perché non soffro più. Ove sono ora l'atmosfera è pura e limpida ed io non ho più paura. Da qui vedo la terra come un puntino lontano, ma so che un giorno riuscirò a toccarla con la mano. L'amore aiuta a superare ogni dolore ed il grande dono che vi lascio è tutto l'amore che ho sempre provato per voi. Questo resterà sempre nei vostri cuori come una parte di me e della mia anima. Grazie Micaela, molto gentile, grazie. Sono commossa anch'io. Ciao. Ti abbraccio. Ciao, grazie. Ciao. Altra telefonata, prego. Pronto, Enrico? Sì. Sono Erminia di Vigevano. Dimmi. Sì, volevo dirti solo che sei unico. No. Veramente. Ti fai provare delle emozioni che, guarda, veramente, sono commossa, guarda. Ti abbraccio. Grazie molte. Enrico. Ciao Erminia, ciao. Allora, altra telefonata, prego. Buongiorno signor Larico, Lisetta. Ah, dimmi Lisetta. Ecco, io volevo dire una poesia. Sì, dia grazie. Sì, sempre. L'ho intitolata L'indipendenza. Va bene. Allora, c'è un fiore bellissimo e profumatissimo che dura tutta la vita, ma cresce su una montagna altissima. Molti scalatori sono all'opera per cogliere questo fiore, che è difeso da guardie ferocissime e armate fino ai denti, protetti anche dai giudici. Molti ci hanno lasciato la vita, ma un giorno qualche patriota che ama la sua terra, che ama dove è nato, riuscirà a cogliere questo fiore e a portarlo in una nazione che si chiama Padania. E questo sarà la nascita di una nuova era per tutte le persone che credono nella libertà e nella giustizia. Bravo. La saluto, signora Larico, buongiorno. Brava, grazie Lisetta, grazie. Altra telefonata, prego. Pronto? Sì. Ciao Enrico, Ciao. sono Levona. Chi sei? Senti, sarà stata molto contenta Luciana nel sentire quel saluto accorato che lei dall'alto l'avrà sicuramente gradito. Bene, bello il pensiero, bello la commozione, bello tutto per chi l'ha conosciuta bene. E con questo sei sempre un grande, una persona bella, pulita, mi piace a tutti e continua così e non ci far mancare mai le tue trasmissioni.
Ti saluto, ciao Grazie, caro. grazie Yvonne, grazie, molto gentile. Altra telefonata, prego. Ciao, ciao Enrico. Carla, Sono Carla, sì. Ascoltami, ti ascolto. sarò breve. Voglio leggerti una piccola cosa. Sì, A volte le persone a noi care ci lasciano troppo presto, improvvisamente, senza lasciarci il tempo di rendercene conto. Se guardiamo il cielo ci piace pensare che ci guardino. Spesso le ricordiamo al mattino, la notte, quando guardiamo le stelle, una data, una canzone, un odore, un luogo. In memoria di coloro che ci hanno lasciati, dedichiamo questo pensiero a chi ci manca e oggi ci guarda dal cielo. Ciao Luciana, che la terra ti sia lieve. Ciao Enrico, un abbraccio. Ciao. grazie. Grazie Carlo. Ancora una? Prego. Prego. Pronto? Chi parla? Buongiorno Enrico, sono Sino, chiamo da Milano. Sì, Io sono solo un ascoltatore. sì. Le sue poesie le ascolto volentieri, tiene una grande compagnia tutte le domeniche mattine. Sì. E mi esprimo solo il mio cordoglio, mi dispiace per quello che è accaduto, a 3 parole non ho da aggiungerne e mi dispiace veramente. Ti ringrazio ugualmente. Un buon proseguimento. Grazie, molto gentili, grazie. Arrivederci. Buona? Posso andare avanti? Allora, come stavo dicendo, vero? Ho detto il glossario della poesia che voglio leggere adesso della Francesca Giussani Onnago. Voraria. Voraria bes la luz per scerir to sentè. Una schede su per lustrai to speranze. Voraria bes radis per fundare in la tua terra una fresca da quada per scud la tua sed. Voraria bes l'umbria per bel caldo sedur la burnis e la brasa per scaldare to not. Voraria bes scos per guardare to germeu un violin, una canzone per in alto silenzi. Voraria bes la paz per quietai to perché e avec dit faderàs per scancellare i to cresp che caresi pensier, a moins que come ieri. Prego, allora a questo punto sentiamo un pochettino di Claudio Melli, una melodia canta Claudio Melli.
Ravasio, sulla stessa aria, canterà. Dunque, immagina che in aria non ci sia il paradiso. L'inferno è una storia soltanto per spaventarsi. Immagina i popoli in gara a farsi del bene. Immagina un miracolo, né stati, né religioni, nessuno che ammazza e che vuol morire, per torto o per ragione. Immagina il mondo in pace e in armonia. Direte che sono le mie fantasie, ma può darsi che un bel giorno tutti sognino come me. Sarà proprio così. Immagina per giunta né ladri né padroni, se c'è un povero per sbaglio, tutti vogliono farsi in due. Immagina il mondo più bello da immaginare. E ora sentiamo Ravasio che canta sulla stessa aria, Immagini. Sì, allora sentiamo le telefonate prima, prego. Alarico, Sì. Sono Valeria, ciao. Ah, dimmi Valeria. Sei mancato in queste domeniche. Insomma. Senti, siamo commossi. Vorrei chiederti il permesso di leggere il mio saluto che ho letto in chiesa a Luciana, perché è un po' dedicata a lei questa domenica, se lo merita, no? Certo. Posso? Prego. Grazie. Vorrei esprimere la mia gratitudine a Dio per averti conosciuta. Possedevi la grandezza degli umili che lascia un'impronta indelebile nella vita di chi ha goduto del tuo affetto e della tua amicizia, e non solo nella spensieratezza, ma soprattutto nelle piccole o grandi difficoltà. Hai saputo stare vicina a tutti con tenera generosità e la forza del leone di montagna, sempre pronta nell'aiutare e a dare tutta te stessa. Nel tuo sguardo, come in quello di tua sorella Paola e dei tuoi fratelli, c'è la profondità dei cieli limpidi, lo stesso cielo che ti ha accolto nella misericordia del Signore. Indimenticabile Luciana, quanto ci hai voluto bene e quanto ci mancherai. Scusami, ho commosso forse anche te, ma se lo merita perché sappiamo quanto ho fatto per la trasmissione tua della domenica, Luciana. Fa parte di voi. Un bacione. Ciao, grazie, Ciao, grazie ciao. Valeria, grazie. Allora, sentiamo, vero, il Lennon. Ah, un'altra telefonata, scusate. Prego. Pronto? Pronto? Alarico? Ida? Sì, sono io. Ciao Ida. Alarico, senti, hai detto delle parole bellissime, guarda. Io non ho avuto il piacere di conoscerla personalmente, la Luciana, ma per telefono ci siamo sentiti qualche volta. Sì. E ho avuto occasione di capire con che persona parlavo. Ad ogni modo, senti, Alarico, io vorrei, se permetti, leggere una tua piccola poesia. Va bene, leggila pure. Non è lunga, è piccolina. Va bene. Posso? Prego. Imploration, cioè implorazione, no? Sì. Quanta avuto tanti in una geta che trovi sui me pas, con mia sorpresa. In la penombra a disi un'orazione e sbassi il cu e cerchi il tuo perdon. Quanto son chi invece là su una montagna e senti il son lontano d'una campana, al posto di sbassa il cu mi guardi il cielo e a ti, Signor, rivolgi il mio pensiero. Ten viva che la fede che mi guinti, fammi rispettare la gente che mi sta intorno e se in della tempesta sarò un dì, te pregio, mi Signor, proteggi un te. Brava, è bellissima, sai. Brava. Ti ringrazio. È bella, perché poi sono parole semplici, ma attraverso queste parole esprimono la tua sensibilità che hai, la bontà d'animo. Grazie. A me piace molto. Grazie, molto gentile, grazie. Ancora ti saluto caramente. Un'altra telefonata, prego. Chi parla? Pronto? Sono Erminia di Lecco. Sì, dimmi. Ciao Larico. Ciao. Vai avanti, sei un uomo forte.
sei capace di no. andare avanti perché sei forte. No, non La sono Luciana forte. ti è vicina, in questo momento ti è vicina, te lo sarà sempre vicina. Grazie, Sono molto vicina gentile. anch'io. Ciao, non so. Ciao, ciao Non so Erminia, più. ciao. Ciao. Grazie. Allora facciamo sentire di Lennon il Cantaravasio, cioè Cantaravasio, immagino. Leggerò ora di Vincenzo Rovito una poesia dal titolo Malinconia. Giunge improvvisa e senza invito, donna malinconia. Ti siede accanto e dolcemente ti sorride. Le sue vesti sono veli di malcelata mestizia, ma sa dire cose, le cose della tua carne, in una lingua che non ha parole. E sentiamo, disgambati da Gluck, da Orfeo Euridice, la commissione del dolore.
Gianfranco Gandini leggerò fort. Son fort, compando una feuilla che la ha il coraggio di fa scarissare dal vento, che la fa crudare al sol. Son forti stes dell'onda che prepotenta la sbat sulla barca per poi morire in sull'arena. Son fort, compagni dell'on che senza speranza e senza sapere il domani il mastiga cadente. Son fort, più siede la sciura con la ranza che la sanò che mi morrò mai, perché son poeta. In questa poesia l'amico Gianfranco Gandini, presidente della nostra Accademia del Dialetto Milanese, vuol far capire che nei momenti difficili della nostra esistenza non bisogna abbattersi, ma bisogna reagire. Dunque, sentiamo un po' adesso da Claudio Merli e il vento. Dunque, chi vuol mettersi in contatto con Radio Padania Libera, faccia lo 02 66 20 35 29. Leggo ora una poesia dell'altro amico Bruno Zocchi. La sciora assunta. La viveva de poc l'assuntina, Pammuini indellata la sera ed offè de Bologna mesdì. Lo trovada una sera già morta, stravacata sul letto per traverso, un colpetto e le andava con rosari tra i mani. La m'aveva affittato a stanzette per un niente. I studenti, poi del nostra sa troppo la diceva, non che il pensa a studiare. E poi, quando le dottor, fammi conto, con la mia pensionetta, ogni 3 del mese. Ogni 3 del mese la vedevi spuntare sulla soglia, sul dottor, i bonbon, e pian pian la disfava un pacchetto sulla mia scrivania. Africani gutolt in tambun, mi vumata, su, che il trova, dottor. E dovevi per forza mangiare per vederla contenta. Ammo ven sul dottor, ammo ven, mi dicevi di no. Ma che mangia, dottor? Il studente ha bisogno di mangiare. Con un re balusset la cavava di sotto il chalet una rosa color cardinal. Che profumo, la diceva, e con la musette di pupola l'infilava la rosa in l'uscio della mia giacchetta. Ecco chi, la Parneuva.
la giocchetta d'un sciur. Prima messa ogni dì, e la sera, e il rosario, e un gottin, nanisette, per tenere forte il cœur. Sul dottor, che ne sai da un ciccin, anisette, tocca sana del cœur. Ho provato la pressione una sera, 220. C'era sonta, chi bisogna curarsi? Cosa il ver che mi cura, butantan, e via me, in via tucci. La speranza che ho, le scampa fino a quando le dottor. Sul cumò, sotto il velo del pisnegher, un biglietto. Sul dottor, quel che ho le tutto so. Gli domandi domani un piacere e mi metta in la casa con me una rosa color cardinal e un pacchetto di bonbon. Africani, dottor, africani. E sentiamo da Lama a 2 chiamate. Sentiamo le chiamate. Prego. Pronto? Pronto? Tocca a me, Enrico? Sì? Sono Gigi da Bergamo. Sì, dimmi Gigi. Ascolta, questa poesia qua Sì? mi è venuta in ispirazione quando sono andato a vedere un film dove le nostre nonne, le nostre mamme, Sì? perché anch'io la mia veneranda età come la tua quasi, usavano lo scialle nero. Sì, sì, Ti ricordi? me lo ricordo. Dove tutto si nascondeva sotto. Te la legge in bergamasco perché è più dolce. Va bene. Sotto scial niger. Bon, bon, suona la campana dell'Ave Maria, penombra del fosc, l'aria de bas, a des das, gefrec de pertut, i mur i par grondana, di otre l'um i s'ampian di ca. In tacche quater bacchets de ridina spinosa la riampias, che l'ombra la tas. La turna a botà la campana de messa, bom, bom, l'ombra la parcia pafiat, ergot se desdat. Sì, se desdato il duer de chimame, strache de naeta de dolur, ma il prim pensiero al Signor che tutto il proet. Le ura d'endà. Bom, la campana la turna a botà, che l'ombra la circa scial per qua c'ha tutto il suo mal. E là, incisa zelada sui banchi de nus stagionada, turciaran de sciali in zenöc, las bassas oiöc. La prega, la prega, la prega per tutta la ca, per lei mai negot. Che ad uma il sanglot quarciat in de scial niger, che al tas soffegat. Ciao Enrico. Ciao, molto gentile, brava, bella poesia. Ciao, grazie, grazie, grazie. Altra telefonata? Chi parla? Pronto? Pronto? Enrico, ciao, sono Mario Negrotti. Ah, dimmi Negrotti, come stai? Niente, volevo sapere, insomma, la terapia è un po' lunga, di guarire. Sì. Vorrei salutarti. Va bene. E basta. Va bene, allora mi raccomando, su col morale, Sì. Mi raccomando. Ciao, ciao, ciao Negrotti, ciao. La prossima volta mi dirai qualche cosa allora, prepara. Hai capito? Ciao Negrotti, ciao. Allora, facciamo sentire, vero, questo di Lama Azul, ritiro eterico del Santo Grial. Ah, un'altra telefonata, va bene, sentiamo la telefonata, prego. Enrico? Sì. Enrico? Sì. Pronto, Enrico? Chi parla? Ah, sono io, Mariotto. Ah, ciao Mariotto, ciao, ciao. Calcio che tanto che non ci sentiamo più. Lo so. Lo sai che siamo vicini di casa, no? Sì, molto, molto vicini. Allora cerchiamo di farci un po' di compagnia una volta tanto. Va bene, va bene, va bene. Vorrei leggerti una piccola poesia sui fiori. Va bene, leggila pure. Sì. Ogni pianta ha il suo fiore, perfino l'erba, l'orto hanno i suoi fiori.
Tanti sono gli alberi con i loro fiori bellissimi e per difendersi hanno le spine. In questi giorni di maggio ci sono i rosetti pieni di boccioli. Una giovane ragazza è come un bocciolo di rosa con un lungo stelo con le spine per difendersi. Se un giovane ragazzo vuole conquistarla, dovrà togliere le spine dallo stelo, dovrà rispettare il bocciolo fino a che diventerà una rosa. Con rispetto e amore per la rosa, quando sarà arrivata il suo splendore, i suoi petali verranno accarezzati come il viso di una donna. Saranno pronti per unirsi felici per tutta la vita. Mariotto. Va bene, grazie Mariotto, ciao Mariotto, sono in gamba, libero. Allora mi fai sentire del ritiro eterico di Santa Gri. Da Monsignor Ravasi nei mesi scorsi. Uno dei suoi versi dice: ma tutta l'acqua mi fu bevuta, oh Dio, e ora dentro il cuore ho una caverna vuota, cieca di te. Questa poesia è intitolata Per un cane. Sei stato con noi per 11 anni. Una sera siamo tornati, eri disteso davanti al cancello, il muso nella polvere della strada, le zampe già fredde, il dorso tiepido ancora. Ora sei tutto nella buca che ti abbiamo scavata, ma gli 11 anni della tua umile vita, il gemere per ognuno che partiva, il soffrire di gioia per ognuno che ritornava verso sera. Se qualcuno per una sua tristezza piangeva, tu gli lecavi le mani. Lo guardavi e gli lecavi le mani. Oh, gli 11 anni del tuo mutuo amore, tutto qui, sotto questa terra, sotto questa pioggia crudele. Esitavi sulla ghiava umida, sollevavi una zampa tremando. Ora nessuno ti difende dal freddo. Non ti so più chiamare. Non ti si può più dare niente. Solo le foglie fradice morte cadono su questo pezzo di prato. E pensare che altro rimanga di te è vietato. Di questo il nostro assurdo pianto si accresce. E sentiamo di Lama Azul Corvus Vangelis.
in un'immensità fuori del tempo, dinanzi al gran mistero universal che tutto sovrasta e tutto rende natural, svaniscono le ambizioni che ne rodega, tas l'egoismo che ne fa nemici e si deslinguen l'odio e la vendetta che ne velena il cuore, la verità. Perché, Signor, la gente deve scanarsi in cerca di un qualcosa che ti scondu? Perché, Signor, nel cuore l'umanità lega più dentro il sen della tua croce? Dinanzi a sto perché senza risposta, tas l'universo e fa pregasse il mondo, passando il velo del suo destino mortale. La verità scongiuta in fondo al cuore e ingarbiata dentro in l'ultimo velo. E sentiamo fumo negli occhi. Ven la notte, e ven la notte intorno, cito e scuro. Le come bestia denti del bombas si smorsen tutti i ron, tutti i paur che del dì reseguen la mia pace. Gira la vita e non che ve madre, prima di corsa e poi pian piano a pe. Ma in fin di sti giornate invernighenti, che bel sbattersi in letto dormì contento. Oh giusta, te dormì, se parla no, insonnia senile, dice il dottore. Chiunti pegor e intanto passano le ore. Me rivolti, niente fa. E sculti il mondo e si ferma. Poi dal cifun arriva un tic-tac discreto, l'orologio il va in senza desmet, sentiamo già un gattin perduto sul tetto, un fontanin che guta o piange al freddo, un sgreso leggero di una gelosia che trema per il vento che passa via. Un passo, un sifo, vuol che torna qua. E sculti, e il mondo non si ferma. La notte la parla a sommet, pianendo sottovoce. Un'altra mia, ora leggo una mia poesia, ancora anch'io notte. Pensier messi a parole, tragiossi un foglio di carta, posali sul cifun mi fan di compagnia. Riesci no a dormire con st'acqua che ven giò, che sbat col so tic-tac di sura a me pugè. La notte, la passa d'asi, mira pensier se in croce, frecate d'apparei d'un bozze pa sentì. Leggia mattina. E sentiamo di Claudio Merli Marino, Notte, musica.
Rosanna Besi, è una villeggiante che ho conosciuto a Temu. Titolo: L'infinito. Respiro l'infinito che mi circonda. Racchiudo le sensazioni dentro di me come tesoro. L'occhio si posa al più lontano orizzonte dove terra e cielo si baciano in un'unica linea. Le nuvole corrono veloci, in branchi bianchi cavalli impazziti. Il silenzio è la mia musica. Io sopra queste cime mi sento padrone del mondo, anche infinitamente piccola per la vastità dello spazio. Chiudiamo la trasmissione con un pezzo di Carlo Rustichelli, Il valzer della pianura. Saluto tutti gli amici e amiche che mi sono stati vicini in questa giornata. Penso che la settimana prossima sarò magari un pochino più rasserenato. Ciao a tutti da Larico Zeni. Ciao. Avete ascoltato Lombardia, amore mio. Per una casa sicura nel rispetto del